Vertice in prefettura per ridurre i pericoli. Per eliminare il fango e i detriti servirebbe un muro di contenimento. Altra giornata di lavori, questa volta al Museo Archeologico. Assistenza ai malati oncologici nell'era digitale. Gli appuntamenti sportivi nell'Agrigentino. Un cordiale saluto da TVA Notizie. Apertura dedicata al vertice che si è tenuto in prefettura, convocato dal prefetto Caputo, sui pericoli della rotonda degli scrittori. Il servizio di Margherita Turpiano. Verrà potenziata con nuove luci a LED, nuova cartellonistica verticale e l'installazione di un nuovo cartello luminoso, la rotonda della strada degli scrittori posta lungo la statale 640 in territorio di Agrigento. La decisione è scaturita nel corso di un vertice presieduto dal prefetto, a cui ha partecipato il questore, il comandante della Polstrada, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e i vertici dell'ANAS. La riunione si è resa necessaria a seguito dei continui e gravi incidenti stradali, di cui uno mortale, verificatisi in maniera ricorrente già dai mesi successivi alla sua inaugurazione, soprattutto in corrispondenza della direzione di marcia proveniente da Caltanissetta. Di fatto è stato esaminato che nel tratto considerato la careggiata si restringe da 4 a 2 corsie e in ciò trova la sua ragione la funzione deterrente della rotatoria rispetto al rischio di impatti frontali. Ma evidentemente ciò non si è dimostrato bastevole, perché fondamentale si rileva la guida dei conducenti, l'attenzione alla segnaletica e la conseguente osservanza di limiti imposti dalla stessa tramite la riduzione della velocità, il rispetto delle precedenze, insomma il rigore nell'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa sul codice della strada. L'idea realizzata fu osannata e apprezzata, ma presto presentò criticità anche abbastanza preoccupanti, che fanno adesso pensare all'ANAS di studiare altre misure, oltre a quelle ieri decise, come la possibilità di stimolare la concentrazione degli automobilisti in transito fin già dal chilometro precedente all'arrivo alla rotonda, con segnali visivi a forte impatto. Si spererebbe così di richiamare anche i più distratti ad una maggiore prudenza finalizzata alla tutela della propria vita e a quella degli altri utenti della strada. E a proposito della rotonda degli scrittori, non sappiamo se nel corso del vertice convocato dal prefetto, al quale ha partecipato l'ANAS, sia stata evidenziata la necessità di abbassare la barriera di protezione collocata a sinistra poco prima della rotonda. Come si vede nelle immagini, la barriera di fatto nasconde la visuale a chi ha l'obbligo di dare la precedenza. Tra le tante lacune del tratto stradale, questa non è assolutamente di meno. E restiamo a parlare della 640. Dalla prossima settimana finalmente dovrebbe esserci l'apertura di 6 nuovi chilometri. Ci sarebbero infatti in arrivo i fondi necessari. L'apertura era stata comunicata come imminente qualche mese fa, poi il silenzio. Adesso si spera sia arrivato il momento. E adesso un servizio sulla viabilità provinciale in Sicilia. Ci sono 35 milioni di euro, interessata anche la provincia di Agrigento. Ok della Regione all'accordo quadro da 35 milioni di euro per la manutenzione della viabilità in 7 province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa, Enna e Caltanissetta. L'assessorato regionale alle infrastrutture ha giudicato i lavori che rientrano nel piano Musumeci da oltre 100 milioni di euro varato dal governo regionale in primavera per la riqualificazione e il recupero delle strade provinciali isolane. Grazie a questo provvedimento, tra dicembre
dicembre e gennaio prossimi, commenta l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, partiranno interventi di manutenzione in almeno 40 strade provinciali della nostra regione. Nell'accordo quadro abbiamo inserito le qualificazioni di barriere e la segnaletica, i consolidamenti, il rifacimento del manto stradale e altro ancora, intervenendo anche in sostituzione delle ex province che non riescono a garantire lavori necessari. Prende corpo così il cosiddetto piano Musumeci di rilancio della viabilità interna in Sicilia attraverso una omogenea ridistribuzione delle risorse nei territori e tempi di intervento rapidi. Grazie infatti alla struttura dell'accordo quadro, sottolinea Falcone, saremo in grado di indirizzare le imprese aggiudicatarie dove è più opportuno avviare un cantiere a tutela della sicurezza e della dignità delle strade nell'interesse dei siciliani. Cambiamo argomento con un servizio di Arturo Cantella che ha seguito la giornata di lavori della Fondazione Empedocle. Continuano gli appuntamenti delle giornate della Fondazione Empedocle, giunto alla sua 8ª edizione, in collaborazione con il Liceo Classico, che costituiscono l'evento culturale più importante e significativo svolti per la promozione della cultura classica. Stamani appuntamento presso il Museo Archeologico di Agrigento, dove si è approfondito il tema scelto per questa edizione, che prende spunto dal stesso libro dell'Iliade attraverso la rilettura dello struggente addio di Ettore e di Andromaca sulle porte sci di Troia, il senso del limite. È un modo originale, diverso dal consueto di coinvolgere gli studenti con un tema quest'anno grandioso che può essere letto in 1000 diverse prospettive, quello del limite analizzato dal punto di vista della filosofia, della retorica, dell'etica e anche dell'archeologia, come è il mio caso, perché l'archeologia è in primo luogo una disciplina, una scienza che punta alla ricostruzione del mondo antico, quindi il ricercatore, l'archeologo, ogni giorno, ogni qualvolta lavora in un cantiere, opera in un contesto archeologico, si deve imbattere contro le barriere imposte dalla stessa disciplina, dalla scienza, che sono i limiti, quei limiti virtuali, a volte anche reali, che devono essere costantemente superati alla ricerca, quindi di nuove prospettive per costruire nuovi indirizzi di ricerca. Tra l'altro siamo proprio ad Agrigento, nella patria, insomma, dove l'archeologia. E infatti devo dire che la scelta è stata felicissima, quella di far conciliare la presentazione di oggi sul tema dell'archeologia con quella della scelta del Museo Archeologico di Agrigento. Ecco, il senso del suo intervento verso gli studenti quale sarà, professore? È stata la ricostruzione di una delle figure storiche dell'archeologia, lo studioso tedesco Heinrich Schliemann, che scopre la città di Troia alla fine dell'Ottocento e proietta improvvisamente il mondo della filologia, della storia antica, che era chiuso nei salotti e nelle biblioteche europee, verso una nuova realtà, quella degli scavi archeologici, dei grandi cantieri, delle imprese che hanno poi segnato la storia non solo della disciplina ma anche della stessa storia della cultura europea. Quindi è una figura chiave, emblematica, purtroppo in parte dimenticata, ma che oggi deve essere assolutamente rivalutata come esempio di come si fa archeologia, di come si fa scienza e soprattutto di come l'archeologo deve comunicare e divulgare le proprie scoperte. Ad Agrigento ancora si continuano a scoprire grandi ritrovamenti di archeologia, non ultimo questo del teatro, una cosa sicuramente molto molto bella, no? Ma l'archeologia non si ferma, ecco, legato al tema di questo convegno, di queste giornate, il limite. L'archeologia forse è l'unica disciplina che non ha il senso del limite, perché va ben oltre. Agrigento in questi ultimi anni sta dando prova di una crescita dal punto di vista ovviamente della programmazione archeologica e verso qualcosa che fino ad oggi non si era visto. È una perfetta interazione tra il Dipartimento regionale, le università e non solo siciliane, quindi è il vero modo di fare scienza attraverso la collaborazione di più persone, più soggetti e diversi anche nel contributo che ciascuno di questi dà. Viale dei Giardini a San Leone è una strada che diventa trazzera ogni qualvolta piove, perché non si affronta seriamente il problema per come si dovrebbe. Vediamo.
Nei giorni scorsi ci siamo occupati del viale dei Giardini a San Leone, documentando una situazione insostenibile ogni qualvolta nella zona piove. Le nostre immagini si sono soffermate sui terreni adiacenti la strada, da dove provengono i detriti e il fango che rendono impossibile la vita non solo ai residenti, ma a tutti coloro che transitano dalla trafficata via del Lido Agrigentino. Con la forte pioggia, insomma, da questi terreni un torrente di detriti e fango si riversa sulla carreggiata. Il problema, che si ripete puntualmente, non ha trovato finora la giusta attenzione da parte degli organi comunali, che non hanno studiato la soluzione, che non dovrebbe essere poi così difficile da trovare. Forse basterebbe soltanto realizzare un muro di contenimento per evitare i danni e i problemi di cui ci stiamo occupando. Chi debba realizzarlo, cioè i proprietari dei terreni o il comune, poco importa a chi subisce i disagi. L'importante è che si eviti di far finta di niente. C'è da aggiungere che ancora i detriti sono per strada e che, a detta dei residenti, servirebbe una pulizia più attenta, magari utilizzando mezzi idonei come la spazzatrice. Prima pausa per la pubblicità. Di nuovo insieme con altri servizi e notizie. La conservazione della memoria tra visibile e invisibile. Giornata di studi all'ex chiesa di San Pietro di Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella. Si è svolta stamani una giornata di studi per presentare alcuni restauri eccellenti realizzati nella nostra provincia. L'iniziativa proposta dall'Arcidiocesi di Agrigento dal titolo La conservazione della memoria tra visibile e invisibile, diagnostica e restauro dei beni culturali, e che ha visto la partecipazione di qualificati relatori che hanno anche portato la loro esperienza vissuta alla platea agrigentina. La giornata di studi vuole presentare quelli che sono stati gli interventi sui beni culturali ecclesiastici della nostra diocesi, in maniera particolare sul patrimonio immobile e su un'espressione patrimonio immobile che è lo steri del seminario, attraverso anche le nuove metodiche della ricerca di archivio e le nuove metodiche di indagine con la diagnostica. Un momento per fare una sintesi di studio, ma anche per presentare tanto lavoro fatto in 10 anni. Ecco, lei parlava poco fa che siete aiutati dal 5 per 1000 e che €1 lo moltiplicate per 10. Cosa vuol dire? Sì, l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ci dà proprio questa possibilità, cioè abbattendo anche quelli che sono i processi del percorso pubblico, perché è una dimensione privata, mantenendo sempre quella che è l'evidenza per quello che il privato deve compiere, abbiamo la possibilità di sfruttare quello che arriva unicamente per l'intervento e non per le altre realtà amministrative che tante volte non solo rallentano ma anche fanno perdere parte del contributo. I beni culturali ecclesiastici di Agrigento stanno avendo ultimamente un grande riscontro, come se lo spiega? Ma credo che l'azione che sta facendo la Diocesi con il Cardinale Montenegro, quella di capire che il patrimonio ha il suo valore cultuale, quindi destinato alla liturgia, quello culturale perché dice una storia di una comunità, di una Chiesa, ma dice anche il bene di un territorio e pertanto anche far comprendere che dal bene culturale può arrivare un benessere per il territorio, è l'azione che stiamo svolgendo per Agrigento e per tutto il territorio della provincia. Un convegno di architettura organizzato dalla Curia Arcivescovile che mostra una sensibilità per i beni monumentali, in questo caso è proprietà della Chiesa, ma è una sensibilità che negli ultimi anni ho dovuto definirlo l'unico vero motore pulsante di questa provincia di Agrigento, la Curia Arcivescovile e l'Ufficio Beni Ecclesiastici, perché se da una parte sta valorizzando attraverso il restauro, che oggi è oggetto di questo convegno, gli edifici monumentali esistenti, quelli storici, architettonici, ma anche quelli artistici, dall'altra parte rivolge il proprio sguardo anche sulla nuova edilizia di culto con i concorsi di progettazione, e questo è un atteggiamento nuovo per un ufficio dei beni ecclesiastici, che noi come Ordine degli Architetti non possiamo che essere accanto a loro, a supportarli proprio in queste iniziative che fanno bene non solo a un territorio con la valorizzazione dei beni monumentali, ma fanno bene anche a noi professionisti, perché noi grazie ai concorsi di progettazione possono i giovani professionisti partecipare ad un concorso senza bisogno di avere requisiti che dovranno essere solo dimostrati a valle. E quindi tutto questo ti porta anche a considerare che l'attenzione che oggi pone la Curia dovrebbero porre anche le altre amministrazioni nei
gli edifici, nei centri storici, attraverso percorsi che sono abbastanza semplici. E quindi l'Ordine degli Architetti ci sarà sempre in queste iniziative perché riteniamo essere quelle che camminano nel percorso di una valorizzazione di un territorio e della nostra memoria. Un plauso della FLAI CGIL alla magistratura e alle forze dell'ordine per l'operazione che ha portato a 7 fermi tra Agrigento, Campobello di Licata e Naro. Da un lato, dicono Tonino Russo, segretario generale della FLAI regionale, e Giuseppe Di Franco, segretario della FLAI di Agrigento, c'è la conferma che la legge 199 del 2016 per il contrasto al caporalato sta dando i suoi frutti sul fronte della repressione. Dall'altro però c'è la consapevolezza che il fenomeno è vivo e vegeto perché gli strumenti preventivi previsti dalla norma di fatto non decollano. I 2 esponenti sindacali chiedono dunque l'immediata istituzione di un tavolo presso la regione siciliana per affrontare il tema. Assistenza dei pazienti oncologici nell'era digitale. Su questo tema si discuterà sabato allo spazio Temenos di Agrigento in un convegno medico. Ai lavori prenderanno parte medici provenienti anche da fuori regione. Moderatore sarà il dottor Alfredo Butera, direttore del reparto oncologia dell'ospedale di Agrigento. Reddito di cittadinanza, possibili gli aumenti. Vediamo. Alcuni degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza possono chiedere una revisione della propria posizione e aumentare così l'importo del beneficio economico loro riconosciuto grazie alle novità introdotte con il decreto crescita a proposito dell'ISEE corrente. Se per molti nuclei familiari l'importo dell'assegno riconosciuto è stata una mezza delusione, con importi anche molto al di sotto rispetto a quanto ci si aspettasse, la causa è da attribuire al fatto che al momento della presentazione della domanda è stato utilizzato un ISEE che tiene conto, oltre alla situazione economica attuale, anche di quella relativa agli anni precedenti fino al 2017. Questo ha di fatto penalizzato tutti quei nuclei familiari che nei 2 anni precedenti alla richiesta del reddito di cittadinanza percepivano redditi più alti. Le nuove regole introdotte consentono a chi percepisce il reddito di cittadinanza di richiedere una revisione della propria situazione tesa all'aumento dell'assegno riconosciuto, avvalendosi dell'ISEE corrente che prende in considerazione solo la situazione economica dell'anno precedente. Secondo quanto previsto dalla normativa si può ricorrere all'ISEE corrente quando si verificano eventi quali, tra gli altri, perdita del lavoro, interruzione del trattamento previdenziale, variazione del reddito del nucleo familiare superiore al 25%. Tutti i casi nel quale è quindi possibile effettuare il calcolo dell'ISEE basato sugli ultimi 12 mesi. Per comunicare la variazione dell'ISEE e quindi poter beneficiare dell'eventuale aumento dell'importo dell'assegno loro riconosciuto, i beneficiari dovranno presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza tramite il modulo SR 180 messo a disposizione dall'INPS. In tal caso, quindi, per i nuclei familiari che già ricevono il contributo, l'assegno con il nuovo importo verrà versato fino a raggiungere 18 mesi complessivi previsti dal reddito di cittadinanza. Enzo Baldanza, segretario della SPI CGIL, lascia per scadenza di mandato. Assemblea presso la sede agrigentina del sindacato per discutere anche di questo. Arturo Cantella. Convocata stamani l'Assemblea Generale dello SPI CGIL, che ha preso atto delle dimissioni di Enzo Baldanza per la scadenza del suo mandato per raggiunti limiti di età. Presenti per l'evento anche Maurizio Calà, segretario regionale del sindacato pensionati della CGIL, e segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi. Enzo Baldanza, visibilmente commosso, ha fatto un excursus della sua presenza all'interno della CGIL in tanti anni di militanza e dei risultati raggiunti come segretario del sindacato in favore dei pensionati. Risale a 49 anni fa, quando mi sono iscritto nel febbraio del 71 alla CGIL e ho ricoperto per molti anni dei ruoli importanti nella funzione pubblica. Nel 2009 sono andato in pensione e sono andato a far parte dello SPI, in cui ho collaborato con grande affetto, grande amicizia, grande stima reciproca, ma grande impegno con Piero Mangione, allora segretario dello SPI. Nel 2016 Piero Mangione ha dovuto lasciare per scadenza di mandato
e quindi io sono stato eletto segretario dello SPI per questi ultimi 3 anni e ho cercato di impegnarmi in tutte le maniere, mettendo in campo anche delle iniziative importanti che sono state poi molto pubblicizzate anche dalle televisioni locali, tra cui TV. E adesso per regolamento, avendo compiuto il 75° anno d'età, per regolamento la CGIL impone che ognuno deve andare via, perché a quell'età credo che abbia maturato abbastanza esperienza, abbastanza fatica anche per andare a casa. Per cui io rimarrò sempre iscritto ovviamente alla CGIL, su questo non ci sono dubbi, ma adesso credo che sia arrivato il momento di andare a curare un po' la mia famiglia e i miei affetti che ho trascurato in questi ultimi anni della mia vita. Intanto vedere la commozione di una persona che per tanti anni ha dato così tanto nel rapporto con le persone fa capire qual è il vero valore del sindacato. Il sindacato è nato per questo, è nato per mettere insieme le persone e per sviluppare un sentimento che oggi questo Paese sembra perso, che è quello della solidarietà, della capacità di stare insieme e anche del bisogno di dare agli altri e di riuscire a stare con gli altri. Che ancora oggi in questo Paese continui a esserci, nonostante questa idea molto strana per cui il Paese va rotto, del tutti contro tutti. In questi giorni la vicenda della senatrice Segre ci fa capire come è ritornato in auge pure chi odia invece che amare. Questo amore per le persone che poi ti porta anche a fare quel mestiere lì, che non è un mestiere ma è una vocazione, devo dire è un esempio. Poi Enzo non ci lascia solo questo, ci lascia anche tante altre cose. Per esempio ultimamente abbiamo fatto un convegno molto importante, perché era questa idea di ragionare su questa provincia e di come questa provincia stia invecchiando, non perché voglia invecchiare, ma perché i ragazzi stanno andando via e nei nostri paesi stanno rimanendo purtroppo solo anziani e spesso molto più soli, non solo perché in qualche modo abbandonati dalla gioventù, ma perché abbandonati anche da uno Stato che si sta ritirando da queste zone, soprattutto dalle zone interne, con difficoltà enormi sul piano sanitario, dell'assistenza, ma anche con un grande dispendio rispetto per esempio ai patrimoni personali. Oggi le case nell'interno dell'Agrigentino non valgono più nulla e questo è dovuto sostanzialmente a un'economia che non c'è più. Sarà difficile colmare per la grande esperienza maturata. Enzo è da mezzo secolo nella nostra organizzazione, ha ricoperto tanti incarichi. L'amore che ha sempre messo e la passione in questi incarichi, perché Enzo ha prima fatto il suo dovere di cittadino, di padre di famiglia, di lavoratore dipendente all'interno della pubblica amministrazione regionale e poi a tempo perso, sottraendolo alla sua famiglia, ha dato tutto questo alla CGIL. Lo ha dato alla fine della sua carriera nella CGIL dentro il sindacato dei pensionati, che è quella categoria che più di ogni altra dimostra quando la CGIL abbia la necessità di questo sindacato, perché incarna quello spirito solidaristico che la CGIL ha dentro di sé. Enzo naturalmente non sarà più dirigente segretario generale, ma lascerà a disposizione e metterà a disposizione di questa grande organizzazione tutta la sua conoscenza, per cui gli siamo grati per quello che ha fatto, ma anche per quello che continuerà a fare. Al via la 11ª edizione di Cori in Concordia, evento dedicato alla cultura e alla musica che i numerosi cori partecipanti proporranno alla città. Circa 200 coristi daranno vita ad un grande avvenimento musicale che regalerà forti emozioni al pubblico. La manifestazione, ideata dal maestro Giuseppe Liberto, compositore e direttore emerito della Cappella Sistina, è organizzata dall'Associazione Filarmonica Santa Cecilia con il patrocinio dell'ente Parco Valle dei Templi di Agrigento. Quest'anno, oltre alla partecipazione dei cori storici siciliani, si esibirà al Tempio della Concordia, nella chiesa di San Domenico e in cattedrale il coro del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valencia. Cori in Concordia chiuderà i battenti domenica nella cattedrale di San Gerlando, dove Monsignor Liberto celebrerà i 50 anni di sacerdozio. E adesso un servizio sui lavori della Giunta regionale. Lello Casesa.
La Giunta regionale siciliana ha approvato, su proposta del presidente Nello Musumeci e dell'assessore all'economia Armao, la variazione del documento di economia e finanza regionale. Il documento viene redatto dalla Giunta regionale dopo l'approvazione del Parlamento nazionale. Rispetto alla edizione precedente si conferma a livello nazionale il permanere di un contesto di bassa crescita e di disagio sociale. L'indebolimento dell'economia nazionale e mondiale produce effetti negativi anche sulla crescita economica della Sicilia, che vede peggiorare le stime e le previsioni elaborate a luglio nel documento precedente. La stagnazione dei consumi delle famiglie e l'andamento negativo dei consumi della pubblica amministrazione fotografano una Sicilia ancora indietro, con un leggero miglioramento nel settore delle costruzioni. I dati del rapporto Svimez con la riduzione degli investimenti nel sud provocano un ulteriore divario economico e sociale sulle economie del Mezzogiorno. La nota di variazione individua, dichiara l'assessore Armao, i settori sui quali rafforzare l'impegno amministrativo e politico, come ad esempio le ZES, le zone economiche speciali, o il Fondo Sicilia e Garanzia per il Credito, o la semplificazione e la razionalizzazione amministrativa, ed in ultimo i settori dei beni culturali, territorio ed ambiente. Fondamentale importanza riguarda anche l'agenda digitale siciliana, posizionata al secondo posto in Europa per dimensione, che porterà nel 2022 la Sicilia ad essere la regione europea a più alto tasso di digitalizzazione a beneficio delle imprese, di start-up e della stessa pubblica amministrazione. Ultima pausa per la pubblicità. A Saponara, nel Messinese, dopo 8 anni da una frana, si interviene per la messa in sicurezza della zona interessata. Vediamo. Il 22 novembre, anche il 23, tutta l'area era invasa dal fango. Dopo giornate di intenso lavoro il fango è stato rimosso e pian piano si cerca di ritornare alla normalità. La frana, che nel novembre del 2011 a Saponara, nel Messinese, provocò la morte del piccolo Luca Vinci, di appena 10 anni, di Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 25 anni, è impressa nella mente di tutti coloro che quella tragedia la videro con i propri occhi e la sentirono con le proprie orecchie, che piansero e che si diedero subito da fare scavando a mani nude per recuperare i corpi delle 3 vittime. Uno smottamento a monte, è arrivato addosso a una casa, ha sfondato le mura e ha travolto le persone. Proprio lì praticamente vediamo dove ci sono i vigili. Dietro la casa gialla. Lì è quella zona colpita con la morte anche di alcune persone. Sì, dove vedo ci sono i pompieri, c'è una vittima, l'hanno sdraiata su un tavolo, un bambino di 9 anni. Le testimonianze dirette parlano del boato assordante e delle grida di disperazione alla vista della colata di fango e detriti che si abbatteva sulle case arroccate nel costone della frazione di Scarcelli di Saponara. Perché abbiamo perso anche un cuginetto, quel bimbo. Luca era il vostro cuginetto? Ed è il fratello di mio figlio. Viveva qui, pochi metri di distanza. Sì. Era sempre dalla nonna. Il Signore ha voluto con lui. Veniva da noi, giocava con noi, con mio figlio. C'è mio figlio che lo chiama sempre. Io non so che cosa gli devo dire. Gli dico sempre che fai il sonnellino. Sarà difficile ritornare alla normalità. Sì. È in un contesto come questo che giunge adesso la notizia dell'aggiudicazione efficace dell'appalto per la progettazione esecutiva. Un intervento importante per la messa in sicurezza del centro abitato di Saponara, oltre che un segnale di speranza e di fiducia per tutta la comunità, un passaggio indispensabile affinché non si verifichino più disastri simili. L'ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha programmato la progettazione esecutiva che è stata aggiudicata ad un raggruppamento temporaneo di imprese. Il progetto prevede una duplice serie di interventi sia sulla collina sovrastante sia sulla zona in cui si concentrano le case. L'Associazione Nazionale dei Cittadini contro le Mafie torna a parlare dei facili riconoscimenti che pregiudicano l'operato di chi è impegnato nel sociale in favore della legalità. A tornare sulla questione dei facili riconoscimenti è Giuseppe Ciminnisi, coordinatore nazionale dei familiari delle vittime innocenti di mafia.
La recente vicenda dell'assistente parlamentare Antonello Nicosia di Chiara Ciminnisi conferma la necessità di adottare maggiori cautele prima di assegnare ruoli, invitare e presentare qualcuno come soggetto impegnato su temi come la legalità, la lotta alla mafia e la difesa dei diritti inalienabili di ogni essere umano. Il mondo dell'antimafia di recente ha dovuto fare i conti con una crisi che rischia di cancellare decenni di lotta contro il fenomeno mafioso. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, aggiunge Ciminnisi, non posso fare a meno di denunciare la leggerezza con la quale si assegnano ruoli e titoli. Dispositivo anti-abbandono dei bambini in auto. Oggi, primo giorno dall'entrata in vigore. Scatta l'obbligo di montare sulle auto dispositivi di allarme per i seggiolini anti-abbandono per chi trasporta minori di 4 anni, multe salate per chi non si adegua da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti della patente. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi è stato istituito un fondo con un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Il decreto del Ministero dei Trasporti ha anche stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all'origine nel seggiolino oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall'articolo 172 del Codice della Strada. Il deputato del PD Ubaldo Pagano ha proposto al Ministero dell'Interno di sospendere per il momento le sanzioni sui seggiolini anti-abbandono finché i cittadini non saranno stati informati in maniera corretta e diffusa sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l'incentivo di 30 euro all'acquisto, le cui modalità di attuazione devono ancora essere chiarite dal Ministero dei Trasporti. Un incontro al Comune di Agrigento sui problemi di Giardina Gallotti. In particolare si è parlato della necessità di individuare dei locali da destinare ai bambini e ai giovani della frazione. Ad incontrare il sindaco è stato il nuovo parroco di Giardina Gallotti, Ompeni Gentil Mupenda. Domenica nel quartiere agrigentino di Fontanelle, presso il salone della parrocchia di San Nicola, si terrà il secondo incontro con Alessandro Cacciato per continuare il percorso che porterà al progetto su come utilizzare i locali del centro sociale. Siamo giunti alla pagina sportiva con gli appuntamenti della settimana nell'Agrigentino. Arturo Cantella. Fine settimana intensa di appuntamenti sportivi nella nostra città. C'è tanto attesa per il derby, la partita storica tra l'Acagas e il Pro Favara dell'ex tecnico Giovanni Falsone e che si sono già affrontati a inizio stagione durante il primo turno di Coppa Italia e ha visto vincente la squadra di Mister Mutolo per 3-0 e che vede il Pro Favara attualmente attestato al 9° posto in classifica con 10 punti. Intanto la squadra agrigentina giocherà senza il difensore centrale Alfonso Cipolla, fermato dal giudice sportivo da una squalifica per 2 turni. Quindi, in conseguenza di ciò, si dovrà rivedere l'assetto tattico della squadra nell'importante confronto con il Pro Favara. Per il basket maschile, domenica 10 novembre al Pala Moncada di Agrigento, la Fortitudo affronterà il Latina Basket. La partita è valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 Old West. Il match inizierà alle ore 18. Il coach Davis Cagnardi afferma: torniamo davanti ai nostri tifosi dopo la trasferta di Capodorlando e lo dobbiamo fare con lo spirito battagliero che ci deve accompagnare sempre in ogni sfida. La squadra in settimana ha lavorato con impegno e volontà, anche se necessita fare uno step importante nella qualità e nella continuità del lavoro quotidiano per non fermare il nostro processo di crescita. Per il volley femminile, la SEAP del presidente Nino Di Giacomo incontrerà la squadra dell'Altino Chieti, che è in programma sabato alle ore 18 al Pippo Nicosia. In questa settimana ci stiamo preparando ad affrontare questa partita, che per noi sarà una partita comunque tosta, perché anche loro sono una squadra preparata per affrontare un campionato di alto vertice, e quindi la nostra concentrazione è appunto su quella di
studiare nel migliore dei modi il loro gioco e i loro punti deboli. Io non conosco bene la loro modalità di gioco ancora perché è la prima volta appunto che ci incontriamo. Mi aspetto una partita tosta, di alto livello, e una partita dove la concentrazione e la convinzione saranno i punti forti appunto della gara. Adesso sto iniziando piano piano a riprendermi, anche perché come sanno sono arrivata un mese dopo, quindi un po' della preparazione mia è stata differente da quella delle mie compagne, però ho l'aiuto da parte loro, l'aiuto da parte dello staff, quindi mi sto riprendendo bene. Ecco. Soprattutto perché giochiamo in casa, è il nostro campo, e il tifo e il loro sostegno saranno sicuramente di aiuto, quindi venite a sostenerci. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.